Buongiorno carissime amiche, buongiorno carissimi amici. Ci ritroviamo per continuare la lettura del libro Cuore e l'episodio che vi leggo oggi si intitola L'Officina. Precossi venne ieri sera a rammentarmi che andassi a vedere la sua officina, che è sotto nella strada. E questa mattina, uscendo con mio padre, mi ci feci condurre un momento. Mentre noi ci avvicinavamo all'officina, ne usciva di corsa Garoffi, con un pacco in mano, facendo svolazzare il suo gran mantello, che copre le mercanzie. Ah, ora lo so dove va a raspare la limatura di ferro, che vende per dei giornali vecchi, quel trafficone di Garoffi. Affacciandoci alla porta, vedemmo Precossi seduto su una torricella di mattoni che studiava la lezione col libro sulle ginocchia. S'alzò subito e ci fece entrare. Era uno stanzone pieno di polvere di carbone, con le pareti tutte irte di martelli, di tenaglie, di spranghe, di ferracci d'ogni forma, e in un angolo ardeva il fuoco di un fornello in cui soffiava un mantice tirato da un ragazzo. Precossi padre era vicino all'incudine e un garzone teneva una spranga di ferro nel fuoco. «Ah, eccolo qui», disse il fabbro appena ci vide, levandosi la berretta. «Il bravo ragazzo che regala i treni delle strade ferrate. È venuto a vedere un po' lavorare, non è vero? Eccolo servito sul momento». E dicendo questo sorrideva. Non aveva più quella faccia torva, quegli occhi biechi delle altre volte. Il garzone gli porse una lunga spranga di ferro arroventata da un capo e il fabbro l'appoggiò sull'incudine. Faceva una di quelle spranghe per le ringhiere a gabbia dei terrazzini. Alzò un grosso martello e cominciò a picchiare, spingendo la parte rovente ora di qua, ora di là, tra una punta dell'incudine e il mezzo, e rigirandola in vari modi. Ed era una meraviglia a vedere come sotto ai colpi rapidi e precisi del martello il ferro si incurvava, si attorcigliava, pigliava via via la forma graziosa della foglia arricciata d'un fiore, come un cannello di pasta che egli avesse modellato con le mani. E intanto il suo figliuolo ci guardava con una certa aria altera, come per dire: «Vedete come lavora mio padre? Ha visto come si fa il signorino?» mi domandò il fabbro quando ebbe finito, mettendomi davanti la spranga che pareva il pastorale d'un vescovo. Poi la mise in disparte e ne ficcò un'altra nel fuoco. «Ben fatto davvero», gli disse mio padre e soggiunse: «Dunque si lavora, eh? La buona voglia è tornata?» «È tornata, sì», rispose l'operaio, asciugandosi il sudore e arrossendo un poco. «E sa chi me l'ha fatta tornare?» Mio padre finse di non capire. «Quel bravo ragazzo», disse il fabbro, accennando il figliuolo col dito. «Quel bravo figliuolo là, che studiava e faceva onore a suo padre mentre suo padre faceva baldoria e lo trattava come una bestia. Quando ho visto quella medaglia, ah, il piccinetto mio, alto come un soldo di cacio, vieni un po' qua che ti guardi bene nel muso». Il ragazzo corse subito. Il fabbro lo prese e lo mise diritto sull'incudine, tenendolo sotto le ascelle, e gli disse: «Pulite un poco il frontespizio a questo bestione di babbo». E allora Precossi coprì di baci il viso nero di suo padre, finché non fu anche lui tutto nero. «Così va bene», disse il fabbro, e lo rimise in terra. «Così va bene davvero, Precossi», esclamò mio padre, contento. E detto a rivederci al fabbro e al figliuolo, mi condusse fuori. Mentre uscivo, Precossino mi disse: «Scusami», e mi cacciò in tasca un pacchetto di chiodi. Io l'invitai a venire a vedere il carnevale da casa mia.
Tu gli hai regalato il tuo treno di strada ferrata, mi disse mio padre per la strada. Ma se fosse stato d'oro e pieno di perle, sarebbe stato ancora un piccolo regalo per quel santo figliuolo che ha rifatto il cuore a suo padre. Adesso leggiamo un altro episodio che si intitola Il piccolo pagliaccio. Tutta la città è in ribollimento per il carnevale, che è sul finire. In ogni piazza si rizzano baracche di saltimbanche e giostri e noi abbiamo sotto le finestre un circo di tela dove dà spettacolo una piccola compagnia veneziana con 5 cavalli. Il circo è nel mezzo della piazza e in un angolo ci sono 3 carrozzoni grandi dove i saltimbanchi dormono e si travestono. 3 casette con le ruote, con i loro finestrini e un caminetto ciascuna, che fuma sempre, e tra finestrino e finestrino sono stese delle fasce da bambini. C'è una donna che allatta un bimbo, fa da mangiare e balla sulla corda. Povera gente, si dice saltimbanco come un'ingiuria, eppure si guadagnano il pane onestamente, divertendo tutti. E come faticano. Tutto il giorno corrono tra il circo e i carrozzoni, in maglia con questi freddi. Mangiano 2 bocconi e scappa e fuggi in piedi tra una rappresentazione e l'altra. E a volte, quando hanno già il circo affollato, si leva un vento che strappa le tele e spegne i lumi e addio spettacolo. Debbono rendere i denari e lavorare tutta la sera a rimetter su la baracca. Hanno 2 ragazzi che lavorano e mio padre riconobbe il più piccolo mentre attraversava la piazza. È il figliuolo del padrone, lo stesso che vedemmo fare i giochi a cavallo l'anno passato in un circo di piazza Vittorio Emanuele. È cresciuto, avrà 8 anni, è un bel ragazzo, un bel visetto rotondo e bruno di monello, con tanti riccioli neri che gli scappano fuori dal cappello a cono. È vestito da pagliaccio, ficcato dentro a una specie di saccone con le maniche, bianco ricamato di nero e ha le scarpette di tela. È un diavoletto, piace a tutti, fa di tutto. Lo vediamo travolto in uno scialle la mattina presto che porta il latte alla sua casetta di legno. Poi va a prendere i cavalli alla rimessa di via Bertola. Tiene in braccio il bimbo piccolo. Trasporta cerchi, cavalletti, sbarre, corde. Pulisce i carrozzoni, accende il fuoco e nei momenti di riposo è sempre appiccicato a sua madre. Mio padre lo guarda sempre dalla finestra e non fa che parlare di lui e dei suoi, che ha l'aria di buona gente e di voler bene ai figliuoli. Una sera ci siamo andati al circo. Faceva freddo, non c'era quasi nessuno, ma tanto il pagliaccino si dava un gran moto per tenere allegra quel po' di gente. Faceva dei salti mortali, s'attaccava alla coda dei cavalli, camminava con le gambe per aria, tutto solo, e cantava, sempre sorridente, col suo visetto bello e bruno. E suo padre, che aveva un vestito rosso e i calzoni bianchi, con gli stivali alti e la frusta in mano, lo guardava, ma era triste. Mio padre ne ebbe compassione e ne parlò il dì dopo col pittore Delis, che venne a trovarci. Quella povera gente s'ammazza a lavorare e fa così cattivi affari. Quel ragazzino gli piaceva tanto. Che cosa si poteva fare per loro? Il pittore ebbe un'idea. Scrivi un bell'articolo sulla Gazzetta, gli disse, tu che sai scrivere. Tu racconti i miracoli del piccolo pagliaccio e io faccio il suo ritratto. La Gazzetta la leggono tutti e almeno per una volta accorrerà gente. E così fecero. Mio padre scrisse un articolo bello e pieno di scherzi
che diceva tutto quello che noi vediamo dalla finestra e metteva voglia di conoscere e di carezzare il piccolo artista. E il pittore schizzò un ritrattino somigliante e grazioso che fu pubblicato sabato sera. Ed ecco, alla rappresentazione di domenica, una gran folla che accorre al circo. Era annunciato rappresentazione a beneficio del pagliaccino, come era chiamato nella gazzetta. Mio padre mi condusse nei primi posti. Accanto all'entrata avevano affisso la gazzetta. Il circo era stipato. Molti spettatori avevano la gazzetta in mano e la mostravano al pagliaccino, che rideva e correva or dall'uno or dall'altro, tutto felice. Anche il padrone era contento. Figurarsi, nessun giornale gli aveva mai fatto tanto onore e la cassetta dei soldi era piena. Mio padre sedette accanto a me. Tra gli spettatori trovammo delle persone di conoscenza. C'era vicino all'entrata dei cavalli, in piedi, il maestro di ginnastica, quello che è stato con Garibaldi, e in faccia a noi, nei secondi posti, il muratorino col suo visetto tondo seduto accanto a quel gigante di suo padre, e appena mi vide mi fece il muso di lepre. Un po' più in là vidi Garoffi che contava gli spettatori, calcolando sulle dita quanto potesse aver incassato la compagnia. C'era anche nelle seggiole dei primi posti, poco lontano da noi, il povero Robetti, quello che salvò il bambino dall'omnibus con le sue stampelle fra le ginocchia, stretto al fianco di suo padre, capitano d'artiglieria, che gli teneva una mano sulla spalla. La rappresentazione cominciò. Il pagliaccino fece meraviglie sul cavallo, sul trapezio e sulla corda, e ogni volta che saltava giù, tutti gli battevano le mani e molti gli tiravano i riccioli. Poi fecero gli esercizi vari altri, funamboli, giocolieri e cavallerizi, vestiti di cenci e scintillanti d'argento. Ma quando non c'era il ragazzo, pareva che la gente si seccasse. A un certo punto vidi il maestro di ginnastica, fermo all'entrata dei cavalli, che parlò nell'orecchio del padrone del circo. E questi subito girò lo sguardo sugli spettatori, come se cercasse qualcuno. Il suo sguardo si fermò su di noi. Mio padre se ne accorse. Capì che il maestro aveva detto che era lui l'autore dell'articolo e per non essere ringraziato se ne scappò via dicendomi: «Resta Enrico, io t'aspetto fuori». Il pagliaccino, dopo aver scambiato qualche parola col suo babbo, fece ancora un esercizio. Ritto sul cavallo che galoppava, si travestì 4 volte, da pellegrino, da marinaio, da soldato, da acrobata, e ogni volta che mi passava vicino mi guardava. Poi, quando scese, cominciò a fare il giro del circo col cappello da pagliaccio tra le mani e tutti ci gettavano dentro soldi e confetti. Io tenni pronto 2 soldi, ma quando fu in faccia a me, invece di porgere il cappello, lo tirò indietro, mi guardò e passò avanti. Rimasi mortificato. Perché mi aveva fatto quello sgarbo? La rappresentazione terminò. Il padrone ringraziò il pubblico e tutta la gente s'alzò, affollandosi verso l'uscita. Io ero confuso tra la folla e stavo già per uscire quando mi sentii toccare una mano. Mi voltai. Era il pagliaccino, col suo bel visetto bruno e i suoi riccioli neri, che mi sorrideva. Aveva le mani piene di confetti. Allora capii. «Vorresti», mi disse, «gradire sti confetti del pagliaccetto?» Io accennai di sì e ne presi 3 o 4. Allora soggiunse: «Prendi anche un bacio». «Dammene 2», risposi, e gli porsi il viso. Egli si pulì con la manica la faccia infarinata.
mi pose un braccio intorno al collo e mi stampò 2 baci sulle guance, dicendomi: «To, e portane uno a tuo padre». Adesso vi leggo un'altra parte che si intitola L'ultimo giorno di Carnevale. Che triste scena vede Moggio al corso delle maschere. Finì bene, ma poteva seguire una grande disgrazia. In piazza San Carlo, tutta decorata di festoni gialli, rossi e bianchi, s'accalcava una gran moltitudine. Giravano maschere d'ogni colore, passavano carri dorati e imbandierati, dalla forma di padiglioni di teatrini e di barche. C'era un gran frastuono di trombette e al di sopra delle carrozze della calca, fin dove arrivava l'occhio, si vedevano sventolare bandierine. Quando la nostra carrozza entrò nella piazza, andava dinanzi a noi un carro magnifico, tirato da 4 cavalli coperti di gualdrappe ricamate d'oro, e tutto inghirlandato di rose finte, sul quale c'erano 14 o 15 signori, mascherati da gentiluomini della corte di Francia, tutti luccicanti di seta, bellissimi. Cantavano tutti insieme una canzonetta francese e gettavano dolci alla gente. Quando a un tratto, sulla nostra sinistra, vedemmo un uomo sollevare sopra la testa della folla una bambina di 5 o 6 anni, una poverella che piangeva disperatamente agitando le braccia come presa dalle convulsioni. L'uomo si fece largo verso il carro dei signori. Uno di questi si chinò e quell'altro gli disse forte: «Prenda questa bimba, ha perduto sua madre nella folla, la tenga in braccio, la madre non può essere lontana e la vedrà, non c'è altra maniera». Il signore prese la bimba in braccio, tutti gli altri cessarono di cantare, la bimba urlava e si dibatteva. Il signore si tolse la maschera. Il carro continuò ad andare lentamente. In quel mentre, come ci fu detto poi, all'estremità opposta della piazza, una povera donna mezza impazzita rompeva la calca a gomitate e a spintoni, urlando: «Maria, Maria, Maria, ho perduto la mia figliuola, me l'hanno rubata, dov'è la mia bambina?» E da un quarto d'ora smaniava, si disperava a quel modo, andando un po' di qua, un po' di là, oppressa dalla folla che stentava ad aprirle il passo. Il signore del carro, intanto, si teneva la bimba stretta contro i nastri e le crine del petto, girando lo sguardo per la piazza e cercando di quietare la povera creatura che si copriva il viso con le mani, non sapendo dove fosse, e singhiozzava. Il signore era commosso, si vedeva che quelle grida gli andavano all'anima. Tutti gli altri offrivano la bimba arance e confetti, ma quella respingeva tutto, sempre più spaventata. «Cercate la madre!» gridava il signore alla folla, «cercate la madre!» E tutti si voltavano a destra e a sinistra, ma la madre non si trovava. Finalmente, a pochi passi dall'imboccatura di via Roma, si vide una donna lanciarsi verso il carro. Non pareva più una creatura umana, aveva i capelli sciolti, la faccia sformata, si lanciò avanti mettendo un grido che non si capì se fosse di gioia, d'angoscia o di rabbia, e avventò le mani come 2 artigli per afferrar la figliuola. Il carro si fermò. «Eccola qui», disse il signore, porgendo la bimba dopo averla baciata, e la mise tra le braccia di sua madre, che se la strinse al seno come una furia. Ma una delle 2 manine restò un minuto secondo tra le mani del signore, e questi, strappatosi dalla destra un anello d'oro con un grosso diamante e infilatolo con un rapido movimento in un dito della piccina: «Prendi», le disse, «sarà la tua dote di sposa». La madre restò lì come incantata. La folla proruppe in applausi, il signore si rimise la maschera, i suoi compagni ripresero il canto e il carro ripartì lentamente in mezzo a una tempesta di battimani e di effida.
Bene, cari amici, spero che vi sia piaciuta la lettura di oggi. Vi auguro di passare una magnifica giornata e come sempre vi stringo in un abbraccio pieno d'affetto.